Ci sono le raccomandazioni sui social, quelle nei siti di gite, i consigli degli esperti, degli amministratori locali e anche quelle dei turisti più affezionati, ma evidentemente gli avvisi non bastano e c'è sempre chi vuol fare da solo. Così nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco di Asiago sono dovuti intervenire in 3 diversi episodi, ma tutti capitati per la stessa imprudenza, persone disperse nei boschi, quelle danneggiate dalla tempesta Vaia, dove gli alberi sono caduti e i sentieri si sono confusi, in parte nascosti dalla vegetazione, in parte senza i consueti punti di riferimento oppure con la segnaletica danneggiata. Così ecco i vigili del fuoco intervenire a Roana, poi a Rubbio e infine nella piana di Marcesina, la più danneggiata di tutte. Chi si era perduto sulla piana è stato ritrovato a tarda sera e per fortuna alla fine nessuno si è fatto male. Pensare che in un caso le persone disperse erano anche delle guide, degli accompagnatori esperti di percorsi montani, eppure non è bastato per avere timore di un territorio che è completamente cambiato nel giro di pochi minuti. Già dal giorno dopo la tempesta, a novembre, le motoseghe erano entrate in azione, i sentieri principali erano stati immediatamente oggetto di pulizia, prima sommaria, poi più approfondita, ma per rivedere tutti i percorsi CAI liberi e in perfetta efficienza ci vorrà ancora molto lavoro. Purtroppo Vaia ha lasciato il segno, per un anno o due abbiamo ancora dei problemi, quindi ulteriore appello: non addentratevi in quelle zone colpite da quell'uragano perché sono zone ad alto rischio. Oggi tra l'altro sono zone di cantiere, come se fosse una casa in costruzione o un ponte in costruzione, quindi vi invito a stare lontani da quelle zone perché sono ancora più pericolose.